Francesco Piras e noi incontra il primo di una serie di appuntamenti, l'esordio col Bitcoin, che moltissime persone magari non sanno che cos'è. Che cos'è il Bitcoin? Il Bitcoin è sia una moneta digitale che una tecnologia. In sostanza il Bitcoin è nato per superare quelle che sono le arretratezze della tecnologia monetaria attuale. Quindi al di là della questione moneta virtuale, la cosa più importante è che è una tecnologia per trasferire valore ed è una tecnologia che utilizza un concetto nuovo che è quello di registro pubblico delle transazioni. Quindi ogni spostamento di valore fra me e te in Bitcoin viene registrato ed è visibile a tutti. Facciamo proprio un esempio, hai parlato di Concreto, perché parliamo di teoria. Di visibilità, di concretezza. Questo è un portafoglio Bitcoin, in sostanza nella mia applicazione cellulare in questo momento io ho mezzo Bitcoin che equivale circa a 180, diciamo circa 80 euro. Questo mi permette di fare degli acquisti sia online che fisicamente all'interno di un'attività commerciale, quindi non devo utilizzare il contante, non devo utilizzare la carta di credito, trasferisco questa moneta qui. Facciamo un altro esempio ancora più concreto. Io ho questo bicchiere di vino. Sì, esatto. Supponiamo che questo bicchiere di vino costi 8 euro, invece che pagarlo in euro lo pago in Bitcoin. Cosa succede? Che io non ho costi di transazione e che l'attività commerciale rispetto alla carta di credito paga molto meno, perché la carta di credito ha un costo, ovviamente una parte di quello che io spendo in questo bicchiere di vino va alla Visa, va alla Mastercard, col Bitcoin non va a nessuno, rimane a lui come attività commerciale e quindi guadagna di più. Una rivoluzione finanziaria o un grande bluff? È sicuramente una rivoluzione, però chiaramente si chiede a me, Se di parte. diciamo di parte. Però ti posso dire questo, al di là di tutto il clamore, il Bitcoin rimarrà, perché è una tecnologia veramente innovativa. Adesso noi vediamo solo gli aspetti, diciamo, più eclatanti, quindi il prezzo che sale, il prezzo che scende, però quello che sta trasformando è il modo di trasferire la moneta, senza passare attraverso le banche soprattutto, perché la banca ha sempre svolto un ruolo di intermediario, per cui se tu trasferisci del denaro la banca lo certifica. Col Bitcoin noi possiamo fare a meno degli intermediari, possiamo andare direttamente a trasferire il valore e non dobbiamo pagare nessuna terza persona, quindi ci rimane più valore. Perché ti sei appassionata a questa tecnologia barra moneta virtuale? È successo questo, io un anno fa, io sono un appassionato di tecnologia, quindi seguivo l'evoluzione, le stampanti 3D, tutte queste nuove tecnologie. Quando sono arrivato al Bitcoin sono rimasto stupito perché ho pensato subito che fosse qualcosa di veramente rivoluzionario, un po' come è stata internet 20 anni fa. E da quel momento ho iniziato tutti i giorni a seguire l'evoluzione e posso dire una cosa, che se il prezzo è quello che di solito desta preoccupazione, vedrete che questo del prezzo si stabilizzerà e noi tutti da qui a 5, forse 10 anni utilizzeremo il Bitcoin come oggi utilizziamo la carta di credito. Sarà una questione naturale, sarà scontato. Però oltre a una rivoluzione finanziaria potrebbe essere una rivoluzione di costume, quella più complicata probabilmente da far entrare nell'immaginario collettivo della gente. Immagino il passaggio dalla lira all'euro, che magari tutti andavano col convertitore. Il Bitcoin è ancora più complesso per spiegarlo proprio con parole povere, perché tu hai usato adesso una cosa liquida, quindi una moneta liquida che non sia nelle mani. Io faccio questo esempio, se tu usi internet lo usi senza sapere come funziona esattamente, cioè tu lo usi con naturalezza, magari non sai esattamente come funzionano la trasmissione dei dati, però lo sai usare. La stessa cosa succederà col Bitcoin, adesso le applicazioni sono un po' difficili, magari non sono molto intuitive, però tra qualche anno tu lo utilizzerai con la stessa facilità con cui mandi un SMS, con cui chatti, diventerà una cosa scontata. Però il rapporto con la moneta, con un qualcosa di fisico che tocchi, è molto più complicato da abbattere culturalmente. Tu pensa che oggi nessuno di noi fa a meno del cellulare e magari 20 anni fa se tu avessi detto ma girare con questo apparecchio, Oppure compra un cellulare che fa le foto. fare le foto, condividere con gli altri pubblicamente, no, una cosa impensabile. È successo.
succederà anche questo, sicuramente, perché questo abbatte le barriere e perché rende più facile trasferire la moneta. Quindi le cose più facili alla fine si vanno a diffondere, si vanno a stabilizzare. In un titolo, come definiresti questa rivoluzione del Bitcoin? Il nuovo modo con cui noi trasferiremo la moneta, il valore.